Traffico intenso a partire dal tardo pomeriggio di domani per il weekend del 2 giugno che si preannuncia di gran sole in tutto il Veneto con punte di 31 gradi al mare. Saranno quasi 8 milioni gli italiani in viaggio e l'asse viario del nord-est è tra i più solcati per raggiungere Città d'Arte e litorale. Per Autovie Venete l'incremento dei flussi di traffico si registrerà già da domani mattina per raggiungere il culmine venerdì con possibili congestioni e code in A4 sulla Venezia-Trieste. Qualche rallentamento potrebbe interessare anche la A23 Palmanova-Tarvisio. Stessa situazione sabato 3 giugno con traffico intenso sia sulla 4 che sulla 23, mentre domenica 4 giugno i rallentamenti potranno presentarsi nel tardo pomeriggio per i rientri. Intanto c'è soddisfazione per il settore turistico che con questi giorni può dare ufficialmente il via alla stagione. Presenze in crescita del quasi 3%, frutto anche della concomitanza della festa di Pentecoste il 5, molto sentita in Austria e paesi dell'est, occasione per qualche giorno di vacanza. Il mare, i laghi si confermano mete apprezzate sia per gli italiani che per gli stranieri, anche se questi ultimi sono molto più orientati verso le città d'arte.